Siamo con Letizia Moratti, candidata della lista civica appoggiata dal Terzo Polo. Una domanda secca: quali sono, dei suoi 18 mesi di mandato da assessore e vicepresidente, gli aspetti di cui va più fiero? Gli aspetti che mi soddisfano rispetto al lavoro che ho svolto sono sicuramente aver ribaltato una situazione particolarmente critica nell'ambito del piano vaccinale. Prima del mio ingresso gli anziani e in generale tutte le persone venivano mandate anche a 100 km di distanza. Col cambio che io ho impresso passando dal portale regionale al portale poste, questa situazione si è normalizzata e quindi tutti sono andati a vaccinarsi nel centro più vicino. Sono soddisfatta di un lavoro che è appena iniziato, che riguarda la sanità territoriale. La Regione Lombardia ha una sanità di eccellenza nella sanità ospedaliera, ma era assolutamente carente nella sanità territoriale. La legge che ho fatto approvare è una legge che mette risorse certe e tempi certi, quindi 2 miliardi, di cui 1,2 miliardi dal PNRR e 800 dalla Regione Lombardia, per costruire 216 case di comunità, 71 ospedali di comunità. È un lavoro però che è appena iniziato, era doveroso iniziarlo perché il PNRR richiede dei tempi certi e quindi questo era un punto importante per non perdere le risorse, quindi abbiamo iniziato. Il punto di criticità è ancora quello dei medici di medicina generale, che non dipendono dalle regioni, dipendono da un contratto collettivo nazionale. Io ho fatto più appelli, lo faccio anche oggi al governo, perché c'è un testo sul quale io avevo lavorato con il ministro Speranza e col governo, che consentirebbe alle regioni di poter avere 18 ore a disposizione per indirizzare i medici di medicina generale nelle case di comunità e là dove serve, per esempio, l'assistenza domiciliare integrata. Quindi il lavoro sul tema della sanità territoriale è un lavoro iniziato, ma sicuramente non ancora completato. Il terzo punto è quello delle liste d'attesa. Quando sono arrivata non esisteva una mappatura delle liste d'attesa, l'ho fatta fare. Ho fatto inserire dei controlli e delle delibere che prevedono la penalizzazione delle strutture private accreditate che non rispettano i tempi di attesa. Siamo partiti con i ricoveri chirurgici e oncologici e abbiamo aumentato il rispetto dei tempi target dal 60, che era veramente pochissimo, all'80%. È ancora poco, i primi risultati si cominciano a vedere, altri risultati si vedranno per le 2 successive delibere che ho fatto sui ricoveri non oncologici e sugli ambulatoriali, ma anche qui è un lavoro che è appena iniziato. Questo è anche uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi, per un lavoro iniziato ma sicuramente non completato. D'altra parte in 2 anni la bacchetta magica non c'è e quindi quando si tratta di dover mettere a posto delle situazioni che erano critiche da tanti anni c'è purtroppo bisogno di tempo.